La relazione che puoi costruire con i genitori è fondamentale perché loro ti affidano il bene più prezioso e quindi noi ci sentiamo affidatari della crescita di questi ragazzi. Mino, come disse, la prima cosa che nel settore giovanile dell'Atalanta chiediamo ai ragazzi è l'educazione. E poi, se vai bene a scuola, giochi. Se non vai bene a scuola, non giochi, anche se tu sei un talento. Mi ricordo anzi, quasi sempre, forse l'ultimo anno di primavera, però ti chiedevano la pagella comunque a gennaio, a fine anno, quindi anche quello ci puntavano tanto. Ogni tanto ripenso a tutti gli allenatori che ho avuto, a tutti i sacrifici che hanno fatto i miei genitori, tutte le cose a cui ho rinunciato, devo dire che ne è valsa veramente la pena. Ti fanno capire che comunque non esiste solo il calcio, che c'è anche altro. Il calcio ovviamente è importante, ma prima di tutto devi essere una persona per bene, ecco, per far parte dell'Atalanta.